No, I'm not a writer. Ma io sai cosa? Tac, quando vai a vedere le mie puntine, se guardi nell'album fotografico io ti metto anche le foto dei cartelli, sono in alta risoluzione quindi puoi leggere tranquillamente tutto quello che c'è scritto, no? Oh, qua si fa puntine con i controcauli, Niente, abbiamo dovuto liberare sto cane pericoloso, se no tira come un mona a destra e a sinistra. Nell'intermezzo, io però non ci sono mai andato, c'è il sentiero Manuele, attraversi questo ponticello qua e vai su per di là. Emi, alla neve! La palla della neve! Ciao cane! Ti piace? Ah, è bello! Tutte le cose, guarda che cascate, che cose un po' ancestrali. Bello. E andiamo nel torrente noi adesso, dove basta? E qui ragazzo, qui c'è l'area picnic, guarda che roba! Puoi portare anche i bambini perché hai giostre ovunque qua praticamente. E poi guarda, d'estate stupendo, là il torrente, vai a sguazzarci. Io ci ho fatto il Mona in bici qua, l'ho attraversato anche in bici. Vero cane, guarda che bello che sei felice te che c'è la neve, eh? Porca troia, ci sarebbe da guardare quel pezzo là. Io sì ho le scarpe impermeabili, però credo. Se no, forse adesso per il picnic magari non so, non è stagione. Chissà se questo cane è pericoloso, sa saltare. Hopla! Sì, sa saltare. Vai in acqua che è fredda. Una. Lei doveva far vedere. Ah, io qua, io là, io vado nell'acqua, faccio il... Dai, Emi, cretina. Guarda che si bagna il giubbotto. Sei una pagliaccia sei. Adesso dove vai col giubbotto tutto bagnato? Eh? Dove vai col giubbotto tutto bagnato? Guarda che cane zingano, porca miseria. Zingano. Il cane è più zingano di me. E cane. E adesso però guarda cosa hai fatto a quel capotino, porca di quella troia. Quel capotino stonfo, che cane idiota. E vuole giocare. Hai trovato il bacchetto? Aspetta che ti tolgo il capotino, dai. Volevi far vedere il bacchetto che hai trovato? Dov'è il bacchetto che hai trovato? È quello? È un bel bacchetto. Emi, è un bel bacchetto, sì. E digli, io un cane mona che va a fare le cose da mona, col freddo. E come facciamo adesso? Bisogna lasciare il capotino lì. Invece io non posso attraversare di là perché è troppo. Perché potrei saltare da lì a lì, ma dopo da lì a lì è troppo lunga. Ma cane pericoloso insegna, ma sbattitene, vai dentro l'acqua ghiacciata. Vabbè. Musica di cani pericolosi fino all'aurora. No. Beh, insomma, anche qua. Però vabbè, le scarpe sono anche un po' subacquee. Dai via cane! Hopla! Vediamo se è vero. Ho i piedi ghiacciati. No, è vero. Guarda che elemento. Mannaggia, questi cani. Qua è bassissima. Quindi, se cane pericoloso mi tiene le distanze, io vado di qua. Hop. Qua no. Hopla! Arthur Schopenhauer, l'arte di essere mona. Allora, se vai di là, se continui, c'è un torrente ancora più bello. D'estate è da favola. Mi sono messo lì un pomeriggio, sdraiato su un masso, a mangiare le ciliegie, a leggere un libro. Un'esperienza paradisiaca da fare, ragazzo. E solo che io adesso inizio già a sentire fame, insomma, la nostra bella passeggiata. Cos'è, Remy? C'è un animale, c'è un qualcosa. Non possono essere pesci. Comunque dicevo che abbiamo fame e torniamo verso il camper e metto a asciugare il coso
Difatti lei ha puntato. C'è qualcosa? Non so cosa. Possono essere cervi, ma io non li vedo. No, ma guarda che c'è qualcosa. Lo sento e l'ho sentito anche lei che è ripartita di nuovo. C'è un qualcosa che ci segue da quelle parti. Ok John, adesso dobbiamo andare a recuperare il guinzaglio da qualche parte. E il cappottino di cane è pericoloso. Com'è che abbiamo attraversato qua adesso il discorso? Perché qua è profondina. Cane, io non mi ricordo. Vuoi vedere? Secondo me di là che è più bassa. Poi abbiamo... no. O abbiamo saltato. Ma mi sembra lunga. Mi sembra molto lunga. Proviamo. Mi servirebbe però, cane, che ti levi dalle balle, perché io devo fare... Sei sempre davanti, cazzo, sempre davanti, sempre. E io non riesco ad andare là e saltare. Forse adesso. Ce l'ho fatta io. Allora, il cappottino è qua. Ah, e anche il guinzaglio. Bene, bene. Il cappottino stonfo e guinzaglio. E vai. Andiamo, cagnaccio. Pericoloso. Io, vabbè, qua è piccolo. Hop. Eccola. Oh, cane. Che belle avventure che ci facciamo, eh? Con la neve. Bella la neve. Cosa fai? Cosa c'è? Cosa hai visto? Cosa hai visto? Cane mula. Dai qua. È la ghiacciato. Dove vai? Dove vai? Dove va sto cane? Matto! Aiuto! Arriva! Noi andiamo avanti, andiamo a mangiare. È un bel posto da stare, però non ci siamo portati via il cibo e noi siamo denutriti. Che ore sono, cane? È ora di mangiare. Permesso. Che fuori mi piacciono queste robe. Permesso. Pum. Pallina! Pallina di neve! Però Yuri, forse non devi lamentarti tanto che la gente va ai centri commerciali. Che dici? Perché sennò dopo qua sarebbe pieno di macchine, no? Invece guarda, stai camminando in mezzo alla strada, così. Bello. Allora, beh sì, abbiamo fatto bene a farci questa passeggiata, perché poi è prevista pioggia. E quindi con la pioggia possiamo stare calduccio nel camper. Abbiamo anche la presa del 220, hai visto? Quindi usiamo il computer, leggiamo un libro, montiamo i video, vediamo cosa fare. E quindi dai, ripeto, abbiamo fatto una bella passeggiatina. Adesso andiamo a mangiare. Se poi non piove ci facciamo un altro giretto, stiamo fuori. Ecco sì, no, forse prima di mangiare meglio dare una dronatina. Io volevo cosare un po' il drone. A parte che dopo in teoria sabato e domenica è bello, però vabbè, insomma, droniamo il più possibile. Così ho più video e dopo taglio solo le parti belle, no? Anche perché non so quanto dura la batteria. Perché vento non ce n'è, no? Questo ormai non so, può interessare o non interessare, dipende da chi sei il tu che guardi, no? Perché ti dico, col vento il drone dura 10 volte meno, ma non è un modo di dire. Cioè il drone è mio con la GoPro, lo stabilizzatore dura circa 20 minuti. Con il vento forte diciamo, meno di 2 minuti. Giuro, lì è pericoloso perché non riesci a calcolare bene i tempi, te lo trovi, metti anche a 10 metri. Mi vieni qui! Ti finisce la batteria, bravo amore, vieni qua tata. Ti finisce la batteria e ti cade per terra, no? Ecco. Oh, mi sono appena detto che erano tutti i centri commerciali, ero qua da solo, 2 macchine. Porca troia! Vedi, Yuri, taci. Comunque ho detto, dico e dirò il messaggio che voglio dare.
con questo canale, la cosa che voglio tramandare non è tanto i posti, le cose da fare, il vivere in camper, quelli sono solo dettagli, è l'imparare a apprezzare ogni piccola cosa e a iniziare un attimo a vivere un po' più incondizionatamente, no? Quindi uscire dagli schemi, provare, perché non è detto che devi essere, secondo me l'anarchia forzata è una delle cose più stupide che ci siano, non è che devi andare per partito preso contro il sistema, usi, abitudini e culture, no, assolutamente, però è caduto tutto, mai e poi mai devi considerarli come un qualcosa di dogmatico, no? Devi sempre sperimentare da te quello che può realmente piacerti, devi capire, devi capirti. Vivere in camper è una cosa da barboni, da zingari. Sto cazzo, a me piace. Sì che nella mia vita ho provato veramente di tutto, eppure per me adesso vivere in un camper e fare ste robe qua, così, mi sembra una cosa molto di lusso, molto. Ma ripeto, sono solo dettagli, il camper è solo un dettaglio, non vuol dire niente. È un risultato di questa uscita dal recinto, questa breve uscita. Possono essere tante le uscite, piccole, grandi, l'importante è uscire e provare a vedere di trovare la propria strada, la quale poi può sempre cambiare. Cioè, voglio dire, io oggi come oggi dico ma non tornerei mai indietro, io vivrei sempre in camper. Poi il futuro chi lo sa, cioè capisci? Non devi neanche autoimporti degli schemi alla fine, devi essere sempre libero. Libero soprattutto di pensare. E lascia perdere la storia e la coerenza. Sono puttanate vecchie come il cucco.